Dopo decenni che il Veneto si aspettava questa legge, finalmente è stata licenziata. Con questa legge vengono abrogate decine e decine di leggi che gestivano la cultura in Veneto. Adesso finalmente abbiamo una legge quadro che va a dare appunto un incardinamento complessivo di tutta la cultura, che raggruppa tutta la parte culturale all'interno di un'unica legge e renderà anche tutta la gestione più semplice e più snella, perché ci saranno dopo degli interventi da parte della Giunta che quindi saranno molto più veloci dal punto di vista amministrativo rispetto a quelle che erano le leggi preesistenti. Devo ringraziare veramente tutti i consiglieri che fanno parte della sesta commissione, perché solo in 3 sedute siamo riusciti a licenziare questa norma, anche grazie proprio alla condivisione di quelli che sono i valori fondanti, cioè la cultura appartiene a tutte le formazioni politiche senza distinzioni, e questo sicuramente ci ha dato modo di lavorare con serenità e con velocità. L'aspetto positivo è essere riusciti a licenziare la legge quadro sulla cultura dopo anni che si aspettava, e credo che quindi un ringraziamento vada comunque dato alla struttura per il lavoro fatto e anche ai consiglieri che in particolar modo si sono impegnati in questa attività negli ultimi 4 anni, perché insomma è iniziato dall'inizio del nostro mandato il lavoro. E l'aspetto importante e peculiare è aver messo insieme i diversi mondi della cultura e quindi anche riuscire a creare una rete che assicuri da una parte maggiore programmazione e indirizzo e dall'altra magari degli stanziamenti fatti in modo più chiaro, più ordinato, più programmato, e anche un maggiore coinvolgimento proprio del mondo della cultura in quella che è la programmazione e in quelli che sono gli investimenti che la regione poi va a fare in questo settore, che credo che questi sono elementi di peculiarità importanti che si aspettavano da molti anni e che danno anche, diciamo, un potere maggiore sia al mondo della cultura sia alla regione di poter far diventare la cultura un elemento di vanto e di priorità rispetto a tutto quello che è, diciamo, la regione stessa, e anche rispetto al fatto che alle volte la cultura viene messa in secondo piano, invece qui la rimettiamo a capo e a cappello di altri investimenti.